Samba, where is Attenzione, un piccolo saluto da parte dell'Alfa Romeo, che comunque c'è, è qui con noi. L'Alfa Romeo vive, ma per diversi motivi anche politici non può formalmente esserci, ma è rappresentata da Rino Drogo, che vuole salutare tutti voi a nome dell'Alfa Romeo. Grazie a tutti, devo dire che sono commosso dopo tutto quello che ho visto e ho sentito. È una grande festa oggi, sono i primi 100 anni dell'Alfa Romeo. Mi piace pensare due cose. La prima, che questo monumento così importante, così bello, così significativo per la storia di tutti noi, sia il pilastro su cui costruire altri 100 e 100 e 100 anni della storia di Alfa Romeo, perché l'Alfa Romeo è viva, c'è e ci sarà. La seconda cosa che mi piace pensare è che questi 100 anni, questi primi 100 anni di Alfa Romeo sono stati possibili grazie alla passione di tutti voi, sono stati possibili grazie soprattutto al RIAR, ai 50 anni in cui il RIAR ha portato avanti la bandiera di Alfa Romeo. Quindi mi piace pensare questa cosa, che il RIAR è uno dei pilastri che ha fatto sì che l'Alfa Romeo ci sia sempre, e queste 3.000 macchine che ci sono oggi sono la dimostrazione tangibile dell'amore che Alfa Romeo ha nel mondo. Siete in 3.000, gran parte dall'estero, quasi l'80% dall'estero, e con una grande rappresentanza di tutti i paesi. Quindi grazie a tutti e grazie al RIAR, grazie a tutti quanti, e vi posso garantire che quello che ho visto oggi lo porterò nel cuore e verrà segnalato e verrà giudicato molto positivamente, e l'Alfa c'è, ci sarà, e grazie a tutti voi. Grazie. E adesso vorrei
che Stefano Agazzi del Museo Storico dell'Alfa Romeo e gli anziani dell'Alfa, e solo loro, e noi che li guardiamo insieme a Michele Perini, presidente della fiera, possiate scoprire il monumento. Gli anziani dell'Alfa